È arrivato questo grande artista della canzone napoletana. E qui con noi stamattina di RTC Targato Napoli nel programma Matti in Radio Gianni Fiorellino. Buongiorno. Bene, grazie, bene a te. Buongiorno Tutto a Gianni. posto, tutto a posto. Ah, Sei vedi, pronto qua siamo sempre. alla nostra intervista? Io Perché- vado un po' di qua, un po' di qua. No, Come stai vuoi? tranquillo, puoi stare pure da dentro. No, per me non è un guarda, problema. per me è proprio uguale. Perché noi siamo anche un po' cattivelli, Assa Famaron. Perché c'è anche Sì. qualche Meno male. artista che non vuole venire alla nostra trasmissione perché, Perché? ha un po' Per paura. delle nostre domande. Allora non possono andare nemmeno dai chiambretti. Perché noi, tra virgolette, siamo un po' la voce del popolo. Quindi Quello che dite la pensa il verità. popolo, Sì. bravo. Noi Come che- si dice? Voce popolo. Voce Dio. E vai, cominciamo. Voce Allora, Dio. io ti faccio subito la prima domanda un po' Vai. cattivella. Tu che sei un grande artista della canzone napoletana. Insomma. No, sei bravo, hai fatto Un Sanremo, cantante hai fatto napoletano. Music Farm, Ah, tanti sì. programmi importanti. Questo è vero. Fai teatro, sei un artista completo. Questo è vero. Come mai ti sei affiancato a Jenny Sica per fare un duetto? Ma- che secondo me non è il top del top dei cantanti. Allora, il Perché duetto. l'ho sentito anche dal vivo, ti dico Ok. la verità, e non solo io, anche qualcuno si è lamentato che ha ascoltato Jenny Sica dal vivo e dice guarda, è un po' stonatello il ragazzo. Come mai hai scelto di fare questo duetto con Jenny Sica? Tu che sei un grande artista e penso che comunque capisci di musica sicuramente. Allora, innanzitutto mi ha scelto lui e non l'ho scelto io. Perché il duetto è successa una cosa strana. Questo pezzo che ha avuto molto successo, diciamo, almeno tra la gente. Sì, no? sicuramente. È una canzone molto popolare. Sì, è bella, a me piace. Esatto, è una canzone che io non avevo in programma di cantare né con nessuno né solo io, ma stavo facendo le canzoni per il suo disco. Al che lui, che è un ragazzo per benissimo ed è una persona che io voglio molto bene, mi aveva vagliato. Dice, ma io vorrei fare un duetto con qualcuno, che ne pensi? E io gli sconsigliavo di fare un duetto per il semplice motivo che quando prendi un artista più conosciuto di te e tu sei proprio alle prime armi, questo qua al 99,9% poi ti copre, perché Sì. è normale, diciamo. Insomma, quello che è conosciuto. È normale. Diventa così, a meno che... Vabbè, aiuta anche a volte ai ragazzi che conosciamo. Esatto, a meno che non becchi invece un artista con la coscienza che le cose le fa col cuore in mano. E io infatti ho fatta così sta cosa, cioè il duetto con Jenny, io l'ho fatto proprio pensando a lui, cioè pensando al suo bene, alla sua famiglia, Al suo eccetera, futuro. Io eccetera. ti dico la verità perché E quindi io così è stato. le Poi, sai, no, finisco. Poi Vabbè. ognuno può avere un parere su un altro. Io, per esempio, quando sento Antonacci, dico che grandi canzoni che fa. Pensa se fossero state cantate da un grande cantante, intonato, quadrato, eccetera. Anche all'inizio di Tiziano Ferro, quando io lo ascoltavo nei concerti, dicevo, mamma mia, che grande autore, pensi su vogliono cantasse buono. Quindi, nel caso della musica italiana, ce ne sono tantissimi di cantanti che non sono Frank Sinatra, però hanno anche successo, perché la musica non significa, non è, il canto è una cosa e la musica è un'altra. Poi, che alla base di tutto ci sia lo studio, devi cantare bene, questo è fuori dubbio. Perché se uno è stonato, è pure fuori tempo, perché mi dicono che è anche fuori tempo No, questo ragazzo. questo quando non lo canta. so, io quando l'ho Ma diretto... non è che voglio criticare Jenny Sica, Per attenti, carità, però chi l'ha parliamo di detto, ha fatto il duetto, chi l'ha detto magari c'ha dei mezzi per hai dirlo, curato un ma po' no, perché quando io... le voci che girano, ti dico la verità perché io come sono dietro le telecamere, cosa sono davanti, mi dicono Gianni Fiorellino se ha fatto il duetto con Jenny Sica l'ha fatto per soldi. fu Perché Samarone. ha curato il suo lavoro E discografico. invece, Bambolina, e invece scusami. Gianni Fiorellino è uno molto serio, non è uno che vende la sua voce. Sua voce Io la che vendo gira, solo non sai qua. il mondo Vabbè. dei cantanti com'è, il mondo, questo mondo. Ma non- Bambolina non sta rispondendo con sincerità Gianni Fiorellino. No, però. no, sono sincerissimo. Sai perché? No, guarda, per te lo posso quest'ultima garantire. No, per quest'ultima cosa. Anche per quest'ultima per cosa. quanto Soprattutto per quanto concerne il fuoritempo e la quello voce. non lo so, io l'ho diretto in studio e quando stava in studio ha Vabbè, ma tu lavorato sei benissimo. un artista completo, cioè ma che pozzo diplomato fa? in Mica pianoforte, ma in non sono- solfeggio, ma non cioè sono- te ne intendi di musica. Ma non quindi... sono il metronomo dal vivo, però. Io sono il metronomo in studio. Poi dal vivo non è che mi metto a dirigere gli artisti con la bacchettina. Vabbè, non l'hai mai sentito fuori Mica ne studio saci. questo cantante? Io ho diretto un artista come tutti gli altri in studio che ha raggiunto un risultato che ha avuto pure successo. Quindi mi limito al mio lavoro che è finito lì. Dal giorno dopo in cui è finita la mia registrazione, la mia parte, la mia collaborazione, da lì in poi non ne rispondo di nessuno io ho fatto dischi a chiunque
Però quando poi vanno a cantare dal vivo, io non canto per me, non canto per gli altri. Quindi Certo. se uno una sera ha fatto un errore non è affibbiabile a me. Se uno fa un disco con Ennio Morricone, non è che poi si va fuori tempo la colpa è di Ennio Morricone. Che ci posso Diciamo fare? che comunque il lavoro e automaticamente se tu dici Gennistica guarda non ti prendo io, diciamo che non ti preparo tutto il lavoro discografico, se ne va un'altra parte. No, Altre cose a ma non, parte. ma non è manco stato per quello, Secondo perché me non ti interessa, per se vengo fortuna io che sono stonatissima di Gianni Soleri mi scrivere canzoni, mi vuoi curare il mio lavoro discografico, tu comunque me lo curi, che io comunque ti sto pagando. quando tu metti il disco di un artista che ho fatto io, devi essere soddisfatto del risultato. Punto. Quello è il mio obiettivo. Ma c'è la tecnologia Quando che poi aiuta tanto, ma attenzione. la tecnologia la devi sapere usare però, se no fai solo AI. Quindi voglio dire, non è Tanti semplice. artisti che non è che quando ti senti dal vivo non ti un attimo a pile orecchie, poi prendi il sì. lo metti dici ma che voce, ma non Ma è- la gente può scegliere chi prendere, no? Chi ascoltare, dove andare. Resta il fatto che però, voglio dire, la canzone vince sul cantante. Questo è sempre stato, fino a 100.000 miliardi di anni ancora, il segreto di un artista è la sua canzone. Ricordati questo. Ricordati questo, perché tu non canti la bravura di uno, tu canti la canzone di uno quando ti fai a Barba Matine. Quindi forse abbassare il livello di qualità oggi è il segreto, perché la gente ha talmente tanti guai in testa che non ci fa capire le belle canzoni. Altrimenti io nel mio repertorio credo di aver scritto delle grandi canzoni d'amore che hanno avuto meno successo a Ravvisa la mamma. Un motivo c'è. È normale che la mamma, se tu la senti bene, è comunque una canzone, non è appena ti senti Tu bene, dovresti la mamma. criticarmi perché ho cantato Avvisa la mamma rispetto a Ricomincerei. È come Macarena, quando ballo Macarena è bella perché è simpatica, è bella e me ritmica, quello è il la senso canzone, alla ma il fine. testo della canzone, se Bravo. un attimo No, verifichiamo, non è il top. No, del top. no, Però però è carina, quello che oggi in bocca alla gente, il È quello che linguaggio che vuole, sulle labbra è alla quello gente. che vogliono, E purtroppo secondo da me. lì non si può uscire, l'intelligenza sta nel capire cosa vuole la gente. Non è più il momento di fare le cose che piacciono a noi. No, perché poi se non si va avanti, allora uno dice "Ah, che se ti piace e che se ti rompe. Poi diventa un problema perché noi facciamo questo di lavoro, È insomma, hai normale, capito? poi se non si lavora automaticamente uno che fa. Sfatato quest'arcano? Mi vuoi parlare un pochettino della scusa degli ipocriti? Allora ti piace D'Agostina a te? Perché No, D'Agostina- va imbazzi perché sta canzone. Vabbè, però è una grande canzone. È giusto salutarsi. No, è e dirsi bella, è addio. normale. La cosa Guarda, discutibile. non- no? Il tempo che rimette tutto insieme, ma che cosa? La Anche scusa perché, degli ipocriti. no, anche perché diciamo l'associo un pochettino alla mia storia. Sì. È proprio così, veramente proprio a livello. La prima proprio- parte dici me e poi la seconda parte partiamo, decidiamo. qual è. Sì, e poi io non ho mai, oppure è raro che tra il primo ritornello e il secondo ritornello Trovi due storie. Sì. Sì. No, è stata geniale quella canzone, bellissima. Perché Vedi, è un brano che non ha avuto pubblicità, quello là, è uscito fuori da solo. Chissà perché. Quello non quello ho è fatto un bello, video, non ci fatti niente. Però piace tanto, io quando la canta la gente si incanta. E quella l'associo un pochettino a Bastamo Niente. No, a Sì, livello, sono proprio quelle di canzoni gusto. lì, sì, ma Hai pure capito? ricomincerei. Parliamo Sì. proprio di quelle canzoni importanti, diciamo. E poi il Che, Principe Azzurro. vabbè, il principe è già più commerciale, è alla favole, alla. Me la puoi mettere un po' regia il principe principe, per più- favore? più commento, vai. Eccola il principe. Ti ricordi? Bacio forte, Chris. Allora, devo chiederti una cosa. Sarno principe più azzurro che ci sta, contente di scusa, ed un lieto fine la tua storia avrà. Grazie regia. Parliamo di due bravi artisti. Sì. Tony Colombo e Rosario Miraggio. Se devi scegliere tra questi due artisti, Li scelgo tutti e due, si può fare. vabbè, però sicuramente Scegliere come preferenza. Sì. Ma vedi, Colombo ha delle potenzialità e Miraggio pure ne ha altre. Mi piacerebbe fonderli. Quindi se io potessi fonderli, pensa in un forno, metterli tutti e due e E allora fare un unico artista. potrebbe uscire qualche cosa di interessante, diciamo. Però singolarmente devo dire che cantano benissimo Sì, tutti e sono due. due bravi artisti. Tutti e due hanno dei successi, nel senso hanno delle canzoni di successo. Sì. Tony Colombo ha una mia canzone di successo molto bella, si chiama Cenerendole da Napoli, che è mia. Anche in diretta ti portiamo il caffè perché sei un grande artista solo ai grandi Grazie, artisti. grazie. Miraggio non ha canzoni Non ha mie. nulla. Vabbè, sa Però- Agostino pure lui, no? Mi sa. Non so, No. penso che gli ha fatto forse 2 o 3 testi in questo Checco periodo. D'Alessio. Checco, Checco vabbè, D'Alessio. sì. Però Checco fa le musiche, non fa i Non fa i testi. testi. Ma sì, ma lo produce proprio. Quindi sì, no, sono due personaggi molto interessanti, insomma. Noto di loro che c'è una strana competizione
inutile. forte perché competizione. Siete forti tutti e due, ognuno fa una cosa, cioè non è inutile, anzi fate un duetto. Anni fa Così non c'era sfatate questa competizione, cosa. non mi sbaglio. Anni No, fa ma eravate quando tutti un mai- pochettino amici, ma no? quando mai c'è Mi sempre sbaglio? stato. No, sempre Però stato. non era visiva come adesso. Oppure- Io Gianni, non dai. amo proprio fare delle uscite del genere, No, questo sì. però- Ma perché sono uno, cioè che fondamentalmente per me la musica deve unire, non deve scollare, quindi è un pensiero mio, cioè se tu mi attacchi, io so difendermi, ma non ti attacco per difendermi, cioè non, tu mi attacchi, dici ma sei brutto, non fa niente. Ah, boh, tu ti difendi Secondo È te, un secondo te pensiero dicendo tuo, no? tu ti difendi con la musica o nella voce? Hai Sì, vinto. non- Bambolina, il papà di Gianni Fiorellino che mi porta il caffè, ho vinto. È vinto da mio padre, è arrivato il Safamaro. momento forse della tua intervista, mi sa, Grazie. no? Sì, allora noi ci fermiamo un attimino, passiamo 2 brani in promozione qui su RTC Targato Napoli perché dopo c'è la Duchi intervista. Ma voglio io. Preparati Gianni. Ci m'ha messo, Ci vediamo fra pochissimi minuti Vai. sempre qui su RTC Targato Napoli.